Tra le segnalazioni pervenute alla nostra redazione verso le autorità competenti c'è quella relativa alla scalinata che collega via Papa Giovanni XXIII con la via Picone, che si presenta attualmente in condizioni di scarsa cura e manutenzione, con numerose erbacce presenti lungo tutto il territorio, alcune delle quali molto alte. Si tratta di un collegamento pedonale utilizzato quotidianamente da cittadini e visitatori, che in questo momento appare trascurato e poco decoroso, una situazione che soprattutto in questi giorni meriterebbe maggiore attenzione. E proprio ieri ad Agrigento si è svolta la prima giornata della festa del mandorlo, un evento di grande richiamo che sta portando in città tanti visitatori. In un periodo così importante per l'immagine e l'accoglienza della città, luoghi pubblici e percorsi pedonali dovrebbero presentarsi nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo sarebbe opportuno intervenire al più presto con una squadra di operatori incaricati della manutenzione del verde urbano al fine di ripulire la scalinata dalle erbacce e restituire il decoro e la sicurezza a questa via. Noi, raccogliendo la segnalazione dei cittadini, provvediamo a trasmettere quanto evidenziato agli organi competenti nell'auspicio di un intervento tempestivo.